Buongiorno, ben ritrovati con Focus. Tanta cronaca anche oggi dalle nostre province. Partiamo da un inseguimento, vediamo la prima pagina della Nuova Venezia. Auto della polizia si schianta contro un mezzo della Veritas. Questa notte ci sono feriti. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Marghera, dove questa notte si sono vissuti attimi di paura. Poco dopo l'una c'è stato un inseguimento folle che è partito poco distante da qui in piazzale Parmesan. Un uomo non si è fermato all'alto della polizia, proseguendo dritto. Infatti è passato anche sopra il marciapiede, perdendo pezzi della sua auto, una Clio che adesso ovviamente stanno cercando. E l'inseguimento è terminato proprio in questo punto, ovvero l'auto la Clio stava arrivando da lì dove state vedendo l'inquadratura di Sandro Ponchio, da via Trieste, inseguita a folle velocità dall'auto invece della polizia stradale, e ha terminato la sua corsa proprio qui, l'auto della polizia stradale, perché la Clio è riuscita invece a proseguire. Cos'è successo a quel punto? Non è finita qui, perché l'auto della polizia si è scontrata a sua volta con un mezzo di Veritas che stava portando via i rifiuti. L'autista di Veritas è rimasto pressoché illeso, perché il suo mezzo comunque è un mezzo alto, quindi lui ha risentito poco dell'impatto, mentre due agenti della polizia sono rimasti feriti. Inizialmente sembrava che uno fosse grave, poi invece sono stati portati al pronto soccorso e per loro la prognosi di una settimana. Naturalmente stanno indagando, si sta cercando l'uomo a bordo di questa Clio, un uomo tra l'altro un pregiudicato, quindi già conosciuto dalle forze dell'ordine, e potrebbe tra l'altro avere le ore contate. Dunque proprio in giornata, nelle prossime ore, potrebbe essere preso e catturato. Ricordo ancora una volta che per gli agenti della polizia stradale c'è una settimana di prognosi, quindi le loro ferite alla fine non sono state fortunatamente così gravi come invece almeno per uno di loro sembrava all'inizio. Qui da Marghera è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio in diretta da Mestre. Andiamo avanti con altra cronaca. I militari di Montebelluna dei Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 32 anni per lesioni personali e rapina impropria. Residente a Crocetta del Montello e domiciliato a Montebelluna, era già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione. Al momento dell'arresto è risultato sottoposto all'obbligo di firma presso la stazione di Montebelluna, misura imposta dall'autorità giudiziaria di Como. L'episodio si è verificato alle 19 all'interno del supermercato Lidl di Via Piave. L'uomo è stato sorpreso a occultare merce di modesto valore e alla richiesta di allontanarsi avanzata da un dipendente del supermercato di 35 anni ha reagito con violenza, colpendolo con calci e pugni. Era in stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol. È stato allontanato ma ha fatto ritorno poco dopo per aggredire nuovamente il dipendente. È stato quindi arrestato dalla compagnia dei Carabinieri. Continuano intanto le indagini sulla 46enne arrestata con l'accusa di omicidio a Breganze. La donna, che si spacciava per operatrice sociosanitaria, si trova nel carcere di Verona. Abbiamo sentito il suo legale, l'avvocato Roberto Busa. Si trova nel carcere di Montorio a Verona la 46enne arrestata dai carabinieri del comando provinciale di Vicenza con l'accusa di omicidio. Secondo gli investigatori, da gennaio del 2022 avrebbe iniziato a lavorare come badante dopo essersi spacciata per operatrice sociosanitaria senza averne titolo. In 2 anni l'indagata avrebbe lavorato in diverse case, soprattutto dell'Est e dell'Alto Vicentino. Avrebbe prestato assistenza a domicilio ad anziani, somministrando dei sovradosaggi di farmaci che in alcuni casi non sarebbero stati inseriti nella terapia
chemioterapia prescritta dai medici. Le indagini sono partite nel marzo del 2024 dopo la denuncia presentata a Breganze dai familiari di un'anziana deceduta, quando nello stesso periodo era arrivata una segnalazione del rapido peggioramento dello stato di salute di una coppia di coniugi che poi si sarebbero ripresi, tutti assistiti dalla stessa donna. L'ipotesi è di omicidio di un 81enne di Sandrigo e di tentato omicidio di altre 4 persone, tutte del Vicentino, alle quali aveva prestato assistenza a domicilio. Ma gli investigatori adesso starebbero cercando di far luce anche su altri eventuali decessi o malori di anziani seguiti dall'indagata, che si avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari. All'interrogatorio di garanzia di ieri pomeriggio la mia assistita si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere. Attendiamo ora lo sviluppo delle indagini, ancora in corso, per avere un quadro completo della vicenda. Il caso della finta badante accusata di omicidio ha smosso anche il mondo politico. Sentiamo la consigliera Chiara Luisetto. Finta badante accusata di omicidio di un'anziana di Breganze e 4 tentati omicidi. Una situazione che oltre ai risvolti penali ha avuto una pesante ricaduta sociale, e la consigliera regionale Dem Chiara Luisetto chiede che chi di competenza si assuma le proprie responsabilità, perché questa terribile vicenda ha ripercussioni molto più ampie. Da un lato la riflessione che viene da fare è qual è la situazione delle persone lasciate sole davanti a un mercato, all'universo degli assistenti familiari, di fronte ai quali non hanno gli strumenti, non sono nelle condizioni di capire quali siano i titoli, quali sia la professionalità vera. Quindi serve una regolamentazione seria. Dall'altro lato, qual è la struttura delle risposte di prossimità alle quali le famiglie sono esposte? Sempre meno medici in medicina generale, ore insufficienti di assistenza domiciliare, distretti che nel tempo sono stati svuotati da una politica regionale miope. Tutto questo oggi presenta il conto, e con questo conto dovremo ragionare alla vigilia dell'apertura di case di comunità per le quali non bastano i muri, ma dovremo capire chi lavorerà all'interno e come dare supporto e sostegno ai caregiver familiari, dare forza alle risposte di prossimità. C'è tanto lavoro da fare, e lo svuotamento del sistema primario delle cure di questi anni ci lascia davvero tanto lavoro da svolgere. La Regione ha un ruolo fondamentale qui. La Regione ha un ruolo importante, ce l'ha avuto in questi anni nel lasciare che un sistema di prossimità venisse svuotato a favore di grandi hub e di ospedali che pure sono un'eccellenza importante, ma non bastano, perché le persone fragili hanno bisogno di risposte vicine, e queste sono quelle che mancano. Credo che anche in Regione sia il momento di cambiare passo e di cambiare tipo di politica su cui misurare l'eccellenza. Oggi in regia Renato Cappoia e Andrea Basso. Verrà processato per direttissima l'agricoltore di 60 anni che ieri pomeriggio ha esploso alcuni colpi di fucile ferendo un cacciatore. La violenza scoppiata durante un litigio per una gallina azzannata dal cane di un altro cacciatore. Vediamo, sentiamo. È stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale e denunciato per lesioni aggravate dall'uso delle armi l'agricoltore 60enne che ieri pomeriggio a Castelcucco ha esploso dei colpi di fucile ferendo alla gamba un 76enne. All'arrivo dei carabinieri l'uomo ha cercato di scappare dal retro della sua abitazione nel tentativo di nascondere l'arma con la quale aveva sparato. I carabinieri hanno sequestrato all'agricoltore 3 fucili ed una pistola, detenuti legalmente. Il tutto è nato in seguito ad un violento litigio scoppiato in via Collalto dopo che il cane di un cacciatore aveva azzannato una gallina del 70enne. Ad avere la peggio un altro cacciatore 76enne intervenuto per sedare gli animi, che è stato centrato probabilmente di rimbalzo da uno dei colpi esplosi dall'agricoltore, pare 2 in aria ed 1 a terra. Il 60enne si trova ora in camera di sicurezza a Castelfranco in attesa del processo per direttissima, che verrà celebrato verosimilmente domani. Nel frattempo i carabinieri segnaleranno l'uomo alla prefettura di Treviso per il divieto di detenzione armi. Allora andiamo avanti con la cronaca. C'è stato un incidente a Rovigo, c'è stato un incidente mortale a Ceregnano, nel Rodigino. Un uomo di 62 anni è deceduto. L'uscita di strada, c'è stata un'uscita di strada della sua auto nel corso della notte, via
Trieste, tra Rovigo e Adria. Non sono ancora chiare, stando alle prime ricostruzioni, le cause della fuoriuscita. Per il 62enne è stato fatale lo schianto contro un palo che costeggia la carreggiata. Secondo i primi rilievi non sarebbero state coinvolte altre vetture. Sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i carabinieri per eseguire i rilievi del caso e mettere in sicurezza la strada. Dovremmo avere altri collegamenti, mi pare che sia pronto Christian Arboit, mi sembra, mi date conferma in regia. Allora, Christian Arboit dal Tribunale di Treviso sul gravissimo fatto di sangue di via Castelmenardo a Treviso, dove un ragazzo di 22 anni è stato ridotto in fin di vita da altri giovani. In diretta a te Christian. Sì, direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Siamo appena usciti dalla procura, si è tenuta una conferenza stampa, si sono aggiunti nuovi tasselli al mosaico della ferocia esplosa 10 giorni fa, giovedì sera, in via Castelmenardo. Ci sono dei dettagli molto forti, perché il ragazzo di 22 anni, vittima dell'aggressione, non solo è stato colpito con una bottiglia di prosecco, ma anche accoltellato. Quindi si tratta di un agguato vero e proprio, di fatto 10 persone contro uno, anche se questa aggressione si è sviluppata, come emerso fin da un primo momento, in due fasi. Con questo servizio ritorniamo alla giornata di ieri, ai 3 arresti che sono scattati all'alba. 2 hanno riguardato 2 ragazzi maggiorenni, poco più che maggiorenni, un minore di anni 15. Quindi ripercorriamo la giornata di ieri nel servizio. La svolta investigativa poco dopo l'alba, quando 3 dei 10 giovanissimi coinvolti nell'aggressione shock di via Castelmenardo sono stati portati in carcere. Si tratta di un minore di 15 anni e 2 ragazzi poco più che maggiorenni di 18 e 19, accusati a vario titolo di tentato omicidio e rapina pluriaggravata in concorso. La misura di custodia cautelare è scattata dopo giorni di indagini serratissime, un mix fra testimonianze e immagini della videosorveglianza passate a setaccio. Fondamentale il ruolo dei sommozzatori della Questura di Venezia, che hanno scandagliato il Sile alla ricerca del cellulare del 22enne, dispositivo poi ritrovato. Proprio lo smartphone della vittima con la borsa sarebbe stato oggetto di una prima rapina, anche se l'obiettivo del branco era dell'hashish che il 22enne avrebbe avuto con sé. Il culmine quando il ragazzo è stato colpito alla nuca da una bottiglia di vetro che lo ha ridotto in fin di vita. A 10 giorni dall'accaduto le sue condizioni sono ancora gravissime, la prognosi riservata. Per il primo cittadino è arrivato un segnale atteso. Era quello di cui avevamo bisogno, la comunità aveva bisogno di sentire la presenza delle istituzioni, e devo dire che c'è stato un movimento interforze importante dove tutti hanno dato un contributo per arrivare presto a questa seppur parziale soluzione. Le indagini della squadra mobile infatti proseguono con il coordinamento duplice della Procura di Treviso e della Procura dei minori di Venezia, un fatto grave che ha acceso il dibattito anche politico. È il momento sia della repressione che della prevenzione, però la prevenzione la dobbiamo attuare, perché in questo momento qui stiamo molto in difficoltà con la prevenzione, però certo anche applicare il diritto in maniera seria, questo sì, perché è giusto anche che capiscano i ragazzi che quando si fanno atti così gravi di portare quasi alla morte una persona, questa cosa va punita dal diritto penale. Dal canto suo il sindaco rilancia. E lavoriamo quindi attraverso il presidio del territorio, attraverso gli investimenti sulle videocamere di sorveglianza, ma lavoriamo anche su percorsi formativi ed educativi con le scuole, con le associazioni, e quindi è una comunità che si muove nella direzione del rispetto della legalità. Allora,
Va detto che l'indagine è ancora in corso, ci sono state queste svolte investigative, si aggiungono tasselli ora dopo ora. Facciamo un attimo il punto, parliamo di 10 indagati in totale, di questi 10 indagati 6 sono minorenni. Uno di questi minorenni si trova in carcere. In carcere sono anche 2 maggiorenni. A vario titolo devono rispondere di tentato omicidio, che è l'accusa ovviamente più grave, e di rapina aggravata. L'obiettivo primario di questa aggressione shock, e questo è stato confermato proprio nei minuti scorsi dalla procura e dalla squadra mobile, è il volersi impossessare di una dose di hashish non ben quantificata. Quindi questi ragazzi hanno aggredito senza pietà questo 22enne che si trova gravissimo, in condizioni ancora disperate, in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso, per qualche grammo di hashish. Un ultimo dettaglio ti do, direttore, prima di farti sentire la questora di Treviso. Alcuni di questi ragazzi sono stati identificati 2 giorni dopo l'aggressione. L'aggressione è di giovedì sera, 10 giorni fa, in via Castel Menardo. Il sabato pomeriggio questi ragazzi sono ritornati a Treviso. Sappiamo che il sabato pomeriggio è un momento di ritrovo, e lì sono stati incastrati grazie a un lavoro incrociato di videosorveglianza e testimonianze. Avevano addosso di fatto gli stessi indumenti, le stesse giacche che portavano il giovedì sera dell'aggressione. Questi fatti, ci sono poi le reazioni su tutte quelle che abbiamo raccolto con Nicoletta Rizzetto in questura a Treviso, quella appunto della questora, che parla di devianza giovanile, anzi di deriva del fenomeno. Ti lascio con le sue parole, e da Palazzo di Giustizia qui a Treviso è tutto. La ricostruzione è stata data dalla Procura nel corso della conferenza stampa. Sicuramente quello che è emerso è che si tratta di una lite tra giovanissimi. Sono 10 ragazzi che la squadra mobile ha immediatamente identificato. Diciamo che quando non si può intervenire con la prevenzione, la repressione deve essere immediata, e questo abbiamo fatto, di cui 6 minorenni. E il più grande è la vittima, un ragazzo di 22 anni. Le ordinanze di custodia cautelare sono nei confronti di un minorenne, di un 18enne e di un 19enne. Il problema è gli accertamenti della squadra mobile hanno dimostrato che per sottrarre droga era una lite tra di loro che coinvolgeva questi giovani per una questione loro, ecco, non tutto il resto è con finalità diverse. Dobbiamo preoccuparci e soprattutto essere in rete sotto il profilo del recupero dei giovani. La prevenzione deve funzionare, perché questa repressione ci ha dimostrato che i giovani stanno andando alla deriva. Ecco, io vorrei tranquillizzare, perché la sicurezza noi interveniamo, tutte le forze dell'ordine, con risposte tempestive ed efficaci, ma il problema di questa deriva giovanile ce lo dobbiamo porre tutti in rete, perché i giovani vanno recuperati. Qui parliamo di giovanissimi. Tra i 10 autori di questa rissa, 6 sono minorenni e 4 appena poco 18enni. Fatto gravissimo, ed è in fin di vita ancora il ragazzo che era stato ferito. Nascondevano chetamina, e qui siamo a Padova, questa pericolosissima droga sintetica, nei cartoni della pizza, i 2 italiani che sono stati arrestati dalla polizia. In totale sono 6 le persone fermate in questi giorni per spaccio di stupefacenti. 110 grammi di chetamina nascosti nel cartone della pizza che un italiano 30enne portava a mano in compagnia di una 22enne trevigiana che addosso aveva quasi un bazar della droga, hashish, marijuana, una pasticca di ecstasy e 55 pasticche di MDMA. Sono 2 delle 6 persone arrestate dalla polizia nell'ultima settimana. I 2 italiani sono stati fermati mentre a piedi andavano verso l'ospedale cittadino nel quartiere di Pontecorvo. Un terzo italiano è stato arrestato
abitato in via Trieste. Con sé aveva marijuana e droga sintetica in piccole quantità, ma in casa aveva un altro etto di stupefacente. Altri 3 arresti sono stati compiuti tra via Tommaseo, in un locale pubblico di via Annibale da Bassano, e in galleria San Carlo. Si tratta di 2 cittadini nigeriani e di un tunisino. Per 2 dei 3 stranieri irregolari in Italia è stato avviato il procedimento di accompagnamento alla frontiera. Ha difeso una donna in discoteca e per tutta risposta un ragazzo è stato aggredito in un locale di Est. Preso a pugni per aver preso le difese di una ragazza che era stata importunata durante una lite in discoteca, la vittima dell'aggressione è un 21enne di Este. L'episodio di violenza è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella discoteca Radio Londra della cittadina della Bassa Padovana. Il giovane aveva notato una ragazza che veniva insultata da un esagitato durante un'accesa lite nei bagni del locale ed era intervenuto per mettere fine alla discussione, allertando anche la vigilanza della discoteca. Il buttafuori aveva così allontanato il violento e la storia sembrava essere conclusa. La ragazza infatti era tornata a casa provata ma fortunatamente illesa. Ma il 21enne poco dopo, mentre era ancora all'interno della discoteca, è stato raggiunto e avvicinato da 2 ragazzi nordafricani che lo hanno colpito con dei pugni in faccia, tanto da procurargli ferite al labbro curate in pronto soccorso, il tutto per vendetta. Il pestaggio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Este che hanno raccolto le testimonianze di tanti presenti che hanno assistito alla violenza. I 2 aggressori, descritti come 2 giovani nordafricani piuttosto corpulenti, invece si sono dileguati rapidamente. In queste ore il 21enne, dopo gli accertamenti in ospedale, ha presentato la denuncia in caserma. C'è troppo smog in Italia e non a caso sono arrivate 3 procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea che prevedono ovviamente il pagamento di grosse multe e lo Stato potrebbe rifarsi sulle regioni più inquinate. Tra queste c'è il Veneto. Andiamo in diretta da Valentina Visentin. Sì, buongiorno da Padova, insieme a me Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto. Siamo in attesa, tra altre cose, in queste ore dell'ultimo bollettino ARPA per la qualità dell'aria. Sappiamo che in questo periodo ci sono i vari semafori, verde, arancione e rosso, e proprio in queste ore dovrebbe arrivare l'ultimo bollettino per la città di Padova. Quel che è certo è che il Veneto, e Padova è tra le città con l'aria peggiore, è già fuori legge per numero di sforamenti di PM10 quest'anno, e il Veneto è una delle regioni con l'aria peggiore, e da qui lo Stato potrebbe rifarsi, visto che deve pagare 160 milioni di euro per aver più volte infranto e superato i limiti di sforamento di PM10 in Italia. Cosa si può fare e come può lo Stato evitare questa sanzione o evitare di rifarsi sulle regioni, come sembra possa fare questa volta? Sì, buongiorno. Noi da tempo diciamo che le risposte devono essere multilivello, e quindi serve un'azione da parte degli amministratori locali che con le ordinanze devono mettere a sistema quello che è un blocco del traffico, il blocco del riscaldamento, tutti gli elementi in allerta e in allarme che ci aiutano a ridurre le emissioni, ma poi serve un coordinamento da parte di Regione Veneto per mettere in campo un piano dell'aria che sia efficace ed efficiente, e poi serve lo Stato, perché alcune azioni sono a totale esclusiva responsabilità dello Stato, del governo, e sinceramente noi vediamo che da questo punto di vista si latita un po', perché si tende a non mettere in campo gli strumenti governativi che debbono valere per tutti, e si fa fatica a incentivare quelli che sono gli elementi di uscita dal consumo di fonti fossili per passare alle rinnovabili, che in quest'area in particolare non sono solo un elemento di green, come dire, no? Di cambiamento delle sensibilità, ma servono a migliorare la qualità dell'aria. Cosa significherebbe per il Veneto il fatto che lo Stato possa rifarsi sulle regioni? La pianura padana, quindi Veneto, Lombardia e Piemonte, sono tra le peggiori. In termini economici cosa significherebbe? Significherebbe che queste risorse che la Corte di Giustizia Europea, che ci ha già condannato per l'infrazione sulla qualità dell'aria, ci chiede di mettere in campo, verranno sottratte alle risorse che invece dovrebbero essere destinate per le azioni strutturali per migliorarne invece la qualità. Significa che o attraverso la tassazione, quindi la tassazione nazionale piuttosto che regionale, si andrà a recuperare dalle tasche dei cittadini, perché lo Stato siamo noi e quindi chi mette i soldi sono i cittadini di questo territorio. Ci preoccupa che si venga
chiedere solo ai cittadini del Veneto, della pianura padana, di ripianare questa mancanza che è complessiva, perché ci sono altri agglomerati nel paese che sempre sono in procedura di infrazione come noi o sono stati condannati come noi, e anche per loro serve una risposta complessiva da parte dello Stato. Non si può far ricadere in un'area specifica che è quella della pianura padana, che ha gravità di conformazione orografica, diciamo, no? Quindi subiamo anche questi aspetti. Certo, bisogna fare tutti di più, però serve che in questo di più anche lo Stato ci metta del suo. Ad esempio mettere i limiti di velocità in autostrada, che è una prerogativa del governo nazionale, piuttosto che finirla con la vendita di stufe a bassa efficienza, a legna ovviamente piuttosto che a pellet, per mettere sul mercato solo quelle più efficienti, piuttosto che non tagliare i bonus che fino ad oggi sono serviti per migliorare le abitazioni. Non parlo solo del 110%, ma anche del 55%, del 65%, che verranno ridotti, questo ci dice la legge finanziaria, fino al 36%. Questo significa che non si faranno più investimenti per migliorare ad esempio l'efficienza degli edifici, quindi si consumerà più gas, si inquinerà di più, piuttosto che più legna, piuttosto che sul trasporto pubblico, dove vediamo carenze ormai decennali rispetto a quanto lo Stato trasferisce alle regioni per garantirci un trasporto pubblico che sostituisca quello privato. Un'ultima cosa, perché adesso c'è il Natale, poi Capodanno e poi inizierà tutto quel periodo dedicato ai falò dell'Epifania piuttosto che ai panevine, che sono parte della nostra tradizione e che si fanno in tanti comuni. Cosa possono fare i sindaci? Perché spesso si va in conflitto tra quella che è la tradizione e quelle che poi sono le esigenze dell'ambiente. Beh, i sindaci dovrebbero, come molti hanno già fatto, uscire dall'ideologia della tradizione a tutti i costi e mettere in campo strumenti innovativi, strumenti che possono in qualche modo aiutarci a abbracciare un cambiamento necessario rispetto alla qualità dell'aria, che è qualità della salute e del benessere dei cittadini, perché ricordiamo che questo provoca morti premature, che sono quasi 50.000 in Italia, in particolare in pianura padana, collocate per gravi danni all'apparato respiratorio o per malattie che provocano costi sanitari, e quindi anche lì risorse che poi a livello regionale e nazionale bisogna mettere nella sanità per garantire le cure ai cittadini. E quindi serve un po' di accortezza, un po' di buonsenso, trovare soluzioni innovative che possono essere non bruciare oppure fare falò ridotti o falò comunque controllati da parte dell'amministratore pubblico, e garantire che si possa unire la conservazione della tradizione, che sicuramente ci piace e ci sta a cuore, con una qualità dell'aria sempre migliore, perché i cittadini ne hanno bisogno. Grazie allora a Luigi Lazzaro, presidente regionale di Lega Ambiente. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini, a Cristian Rocche, a Allende per la parte tecnica. 7 mesi fa l'elezione a sindaco di Bassano del Grappa di Nicola Finco. Andiamo subito in diretta per fare un bilancio di questa parte di mandato con Alex Giuliano. A te Alex. Direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del sindaco di Bassano Nicola Finco. 7 mesi da sindaco, insomma quasi 7 mesi da sindaco, tempo di bilanci, tante le progettualità, tante anche le questioni in sospeso. Io direi, sindaco, di partire dalle 2 o 3 più importanti. Un tema sentito in tutto il territorio è quello del Tribunale della Pedemontana. Qui ci sono aggiornamenti. Che cosa si farà? Si farà o no questo tribunale? Ma ho sentito di recente il sottosegretario Ostellari, che ringrazio, insomma, perché è l'unico che si sta dimostrando sul fronte romano veramente interessato a questa nostra partita, il quale mi ha detto che adesso praticamente c'è una sorta di accordo tra partiti del centrodestra sulla riapertura di 4-5 tribunali a livello nazionale. Quindi la partita adesso sembrerebbe nelle mani del governo, nel senso il ministro Nordio dovrebbe portare questo famoso disegno di legge e poi ovviamente vedremo cosa succederà. Quello che chiedo è che ci dia una risposta quanto prima. Noi non possiamo pretendere di avere per altri 12 anni uno stabile del genere chiuso in quelle condizioni. Quindi che il governo ci dica o sì o no. Se sì, bene, ci saranno i tempi tecnici per la riapertura. Se sarà un no, penseremo a realizzare qualcosa di importante per la collettività, purché non venga sprecato un patrimonio immobiliare così importante, dove lo Stato ha investito più di 10 milioni di euro. Da uno stabile pronto come quello del Tribunale a uno magari ancora da pensare o da realizzare,
il futuro teatro di Bassano. Qui ci sono novità. Ma il teatro è una partita delicata in quanto ha un costo che va dai 15 ai 20-25 milioni di euro. Abbiamo 3 aree che abbiamo identificato dove potrebbe sorgere questo importante polo culturale. La questione è principalmente economica, nel senso trovare le risorse, e poi anche di gestione, perché sappiamo che una volta realizzati i teatri devono avere anche le risorse necessarie per la loro gestione. Faremo un percorso condiviso con la città e una volta identificato il sito che più si addice alla realizzazione di questo plesso, poi ovviamente inizierà la ricerca dei fondi, che sarà una ricerca importante, però Bassano come città centrale all'interno anche della Pedemontana merita un polo culturale del genere. Ecco, direttore, collegandoci anche alla cronaca e a quanto hai già raccontato in questa prima parte del Focus, parliamo di sicurezza. A Bassano il tema sicurezza con bar chiusi, degrado e quant'altro è un tema di attualità, anche la polizia locale. Facciamo un piccolo bilancio sulla questione sicurezza in città. Ma fortunatamente Bassano, rispetto ad altre realtà del nostro territorio ma anche del nostro Veneto, la possiamo considerare anche un'isola felice, nel senso non abbiamo grandi problemi di sicurezza, però alcune cose vanno aggiustate. È una città della movida, ci sono tantissimi ragazzi, è una città fortemente attrattiva, però dobbiamo cercare di trovare sempre un equilibrio tra la presenza ovviamente della movida e la presenza anche di residenti che giustamente chiedono di poter vivere tranquillamente all'interno del contesto cittadino. Poi abbiamo alcune situazioni in periferia da risolvere, ma per questo io punto ad avere una polizia locale strettamente impegnata sulla città di Bassano del Grappa, quindi faremo delle valutazioni nelle prossime settimane, però sicuramente il tema della sicurezza è un tema che mi sta a cuore, di questo ne ho già parlato anche con le altre forze dell'ordine, quindi con il questore, con il prefetto, con la Guardia di Finanza, però Bassano fortunatamente è ancora un'isola felice e voglio mantenerla così. Ecco direttore, siamo in chiusura, io direi prima di restituirti la linea un augurio, è un po' presto, manca ancora qualche ora a Natale, però questa è la conferenza di Natale e di fine anno. Un augurio ai telespettatori di Rete Veneta. Un grandissimo augurio al mitico direttore Baccialli, a tutto lo staff di Rete Veneta, ai tanti telespettatori che quotidianamente vi seguono e ai quali ovviamente faccio un buon Natale, un buon 2025. Dobbiamo sempre pensare positivi. Il Veneto è sempre stata una terra che anche nei momenti più difficili ha sempre saputo dare il meglio, quindi avanti sempre, che siamo una popolazione forte, abbiamo un DNA unico e sicuramente riusciremo anche nel 2025 a portare a casa i nostri desideri e a dare concretezza ai nostri progetti. Con questo augurio a cui ci uniamo restituiamo la linea allo studio. Grazie molte al sindaco Nicola Finco, grazie per gli auguri. Sindaco, ricambiamo affettuosamente, tra l'altro aggiungerei che Nicola Finco per diventare sindaco della sua città ha lasciato un posto anche meglio retribuito e qualcuno dice più prestigioso, che era quello di vicepresidente del Consiglio regionale. Adesso andiamo a Vicenza, a Campomarzo, la nuova recinzione antidegrado è completata, la zona del parco chiusa dalla cancellata ospiterà eventi e sarà chiusa di notte. Operazione cancellata antidegrado terminata. Campomarzo, l'outlet veneto della droga, è chiuso, o almeno è recintata una parte, quella dove nasce il nuovo parco dell'ippodromo. L'idea di proteggere con una lunga inferriata quello che viene considerato l'epicentro del degrado di Vicenza è stata fortemente voluta e portata avanti dal sindaco Giacomo Possamai. È stata una scelta di coraggio quella di mettere la recinzione, una recinzione bellissima, tra l'altro apprezzata la soprintendenza, che trasforma in un parco inglese Campomarzo, perché vogliamo che quel luogo diventi sempre di più come i giardini dell'Arena a Padova, un luogo vissuto con chioschetti dove i vicentini possano andare, stare insieme, riappropriarsi di quel parco. Per decenni si è discusso cancellata sì, cancellata no, ma nel governo delle città ci vuole coraggio, bisogna saper decidere ed era il tempo di provare questa strada. Insomma, una scelta di coraggio, la definisce così il sindaco Giacomo Possamai, e non a torto. Quella che è stata effettuata è una vera e propria rivoluzione del parco cittadino, da sempre aperto e che adesso per la prima volta viene chiuso. La cancellata ricalca il perimetro ovale dell'antico ippodromo nella zona ovest del grande polmone verde, ma il dubbio è: quanto chiudere una parte di Campomarzo servirà davvero a combattere il degrado? Perché non si può chiudere
chiudere tutta la città, non si può chiudere nemmeno tutto il quartiere. Quindi è presumibile che il degrado, più che estinguersi, si trasferirà negli ampi spazi che resteranno aperti. E allora a che è servita la recinzione? A recuperare una parte del parco? A restituirla ai cittadini? Sì, forse, se davvero la vivranno, ma il degrado sicuramente no, quello si sposta. Le città devono essere vissute, organizzare eventi, iniziative, fare in modo che i vicentini possano vivere i loro luoghi, e poi chiaramente c'è la lotta al degrado, quindi se qualcuno delinque, se qualcuno spaccia, se qualcuno per esempio come in questi giorni si rende responsabile di reati all'interno di locali pubblici, quei locali vanno chiusi. Abbiamo emanato un'ordinanza su 8 locali della zona del Quadrilatero di San Felice, lì vicino a Campomarzo, e ieri addirittura chiuso un locale in piazza Matteotti che ha creato tantissimi problemi in questi mesi. Quindi da un lato attività, iniziative, vivacità nei parchi e nei luoghi della città, e dall'altro pugno di ferro nei confronti di chi non rispetta le regole. E questo è il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Il servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Le critiche sulla recinzione di Campomarzo non sono tardate ad arrivare. Ad averle mosse è stato l'ex sindaco di centrodestra Francesco Rucco. Sentiamo. Oggi è stata inaugurata la prima vera opera dell'amministrazione Possamai, la recinzione di Campomarzo, un'opera destinata al fallimento che ha già spostato il problema della sicurezza e del degrado e della microcriminalità nelle aree limitrofe, nelle vie cittadine sotto la casa dei vicentini, e allo stesso tempo vanifica tutti quei fondi PNRR che in parte sono stati utilizzati per fare la recinzione, rispetto al progetto di far diventare Campomarzo un'area riqualificata aperta a tutti i vicentini, in particolare le famiglie vicentine. Quindi un progetto, quello della recinzione, sbagliato nei tempi, nei modi e nella sostanza. Questa è una responsabilità che l'amministrazione Possamai si porterà dietro per i prossimi decenni. Un regalo di Natale per la Protezione Civile di Padova, che ha ricevuto 2 nuovi mezzi in dotazione. In un listone addobbato per le feste di Natale, gli uomini della Protezione Civile di Padova ricevono un dono prezioso: 2 nuovi mezzi consegnati dal vice sindaco Andrea Michalizzi. Si tratta di 2 furgoni capaci di raggiungere tutte le situazioni di emergenza. Ottimi strumenti per dare operatività alla generosità dei nostri volontari che anche in questi mesi sono stati impegnati in diverse operazioni, non solo a Padova ma anche in situazioni fuori dalla nostra città, in cui c'è stato bisogno anche della solidarietà, dell'aiuto della città di Padova. Penso all'Emilia Romagna colpita dall'ondata di maltempo, dove i nostri uomini e le nostre donne con i loro mezzi sono andati proprio nel centro della città di Bologna a portare il loro aiuto. Allora sentiamo ancora i disagi causati dalla neve in diverse zone dell'Alta Marca, in particolare sul Cansiglio, dove numerose auto sono rimaste bloccate a causa delle difficili condizioni stradali. Il maltempo ha colto di sorpresa diversi automobilisti, soprattutto quelli che non avevano equipaggiato i veicoli con gomme da neve o catene. Per soccorrere i conducenti in difficoltà, i vigili del fuoco hanno effettuato un intervento straordinario utilizzando un mezzo pesante, una campagnola, per liberare le vetture dalla neve accumulata. Anche l'autostrada A27 ha visto una leggera nevicata, con automobilisti che hanno segnalato la presenza di fiocchi bianchi lungo il tratto che va da Vittorio Veneto a Fadalto. Per far fronte alle condizioni di instabilità delle strade, i mezzi spargisale sono stati attivati lungo le arterie autostradali A27 e Alemagna, dove il traffico si è rallentato per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Il Natale e le famiglie a Padova, sentiamo l'assessore al commercio Bressa. Per le feste di Natale, gli uomini della Protezione Civile di Padova ricevono un dono prezioso: 2 nuovi mezzi consegnati dal vice sindaco Andrea Michalizzi. Si tratta di 2 furgoni capaci di raggiungere tutte le situazioni di emergenza.
ottimi strumenti per dare operatività alla generosità dei nostri volontari che anche in questi mesi sono stati impegnati in diverse operazioni, non solo a Padova ma anche in situazioni fuori dalla nostra città in cui c'è stato bisogno anche della solidarietà, dell'aiuto della città di Padova. Penso all'Emilia Romagna colpita dall'ondata di maltempo, dove i nostri uomini e le nostre donne con i loro mezzi sono andati proprio nel centro della città di Bologna a portare il loro aiuto. Vabbè, questo era Repetita Juvent, abbiamo ridato un'altra volta il vice sindaco Michalizzi, invece questo è il servizio con l'assessore Bressa sulle iniziative natalizie per i più piccoli. Natale formato famiglia al San Gaetano di Padova. Il centro culturale diventa un luogo di spettacoli teatrali, concerti e laboratori artistici ed educativi per i più piccoli e per rendere divertenti le vacanze natalizie delle famiglie padovane che restano in città. Gli eventi sono in programma dal 22 dicembre al 5 gennaio e si possono trovare nel sito internet del centro culturale, come spiega l'assessore Antonio Bressa. Tante iniziative dal giorno di Santo Stefano in poi per dare un'opportunità alle famiglie, alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ragazzi padovani che possono in questo periodo natalizio trovare lì occasioni per intrattenimenti teatrali, attività di laboratorio, insomma tutta una serie di attività di intrattenimento per i ragazzi che, come succede magari d'estate, viene offerto in questo caso nel periodo natalizio. Questo fa sì che il Centro Culturale San Gaetano sia vivo, tra l'altro in un periodo in cui c'è anche la mostra Disney che ben si abbina a questo tipo di attività e di laboratori e fa in modo che le famiglie possano avere un luogo dove portare i propri figli, dove stare insieme e festeggiare il Natale anche nel Centro Culturale. Allora ci chiedono alla linea da Treviso Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto per un altro furto nella notte. Andiamo subito in diretta. A te Cristian. Sì, direttore, ti abbiamo chiesto la linea perché eravamo in procura, abbiamo avuto la segnalazione di un furto, l'ennesimo, nella notte ci siamo mossi, quindi di qualche chilometro. Siamo in Via della Repubblica, nel negozio The Voice Telefonia. Qui con noi, con Nicoletta Rizzetto, c'è anche Augusto Pastrello che è il titolare di questo punto vendita che è stato razziato, letteralmente razziato nella notte. I ladri sono entrati da questa finestra, se non sbaglio. Pastrello ci può raccontare? Certo, è stata forzata la finestra e praticamente sono entrati da sopra e da lì poi sono anche usciti, quindi sono stati abbastanza veloci e anche molto atletici per fare una roba del genere. Perché sono sia entrati che usciti, insomma, quindi ci vuole una certa destrezza. Sì, decisamente, almeno così hanno detto anche i ragazzi della polizia, sì. Devono essere abbastanza bravi per fare queste cose qua. Adesso io non sono esperto di furti. Specialisti, diciamo, anche perché poi si sono diretti e ci avviciniamo con Nicoletta, si sono diretti verso questo banco, questa esposizione e hanno razziato tutto sostanzialmente. Voi vedete tutto vuoto. E anche di là, hanno pulito questa vetrina e anche la vetrina dove ho tutti i telefoni. Ecco, ci spostiamo magari verso l'altra vetrina, quella principale. Praticamente sono le scatole e hanno portato via tutto. Solo le scatole? Sì, le scatole vuote e quindi il resto se lo sono portati a casa. Parliamo di quanto? Insomma sono soldini, adesso non ho ancora quantificato perché non sono ancora proprio lucido per bene, comunque 7-8 mila euro sicuramente, tra una roba e l'altra forse anche qualcosa di più. Sì, un Natale molto amaro da questo punto di vista. Decisamente sì, anche perché non mi era mai successo, quindi entrare e trovarti in negozio un po' anche perché hanno portato via anche tutte le monetine, hanno buttato per aria un po' tutto, quindi trovarsi così non è per niente piacevole, ecco, proprio. Immagino lei si stesse preparando anche alla rush finale prenatalizio, che sappiamo insomma che per i commercianti è ossigeno. Sì, è ossigeno, e l'ossigeno invece non c'è. Purtroppo dai, così che non possiamo farci niente.
Sindaco Pastrello, è avvenuto quando lei ha chiuso venerdì, quindi sabato era chiuso, sabato e domenica? Sabato di sicuro no, perché il mio vicino era qua, domenica neanche, perché anche lui lavora di qua, quindi sicuramente tra domenica e lunedì mattina, quindi nella notte. Sì, sono mossi verso 2, 3, 4 di notte, adesso sinceramente non so l'orario, però sicuramente questa notte. Resta più rabbia, amarezza, cosa? Insomma dai, si lavora, è dura, però andiamo avanti dai. Grazie Augusto Pastrello, grazie. Davvero ci sembrava doveroso, direttore, appunto chiederti la linea, perché è uno stillicidio senza fine, quello dei furti che vi documentiamo giorno dopo giorno. Con Nicoletta Rizzetto da Viale della Repubblica è tutto, te la linea. Grazie Cristian, poi hai fatto benissimo a chiedercela. Purtroppo i furti continuano in un silenzio assordante, perché qui ci vorrebbero veramente uomini e mezzi in più per affrontare, non è più un'emergenza, è un assalto vero e proprio quotidiano al Veneto. E non a caso a Vicenza si sta correndo ai ripari, c'è stato un vertice in prefettura sulla sicurezza e l'antiterrorismo, anche in vista delle feste di Natale da qui a Capodanno, i giorni culminanti dove c'è sempre la paura di possibili attentati. Vediamo. Allarme terrorismo, un allarme che suona forte anche qui a Vicenza dopo l'attentato che c'è stato in Germania a Magdeburgo con 200 feriti e 5 morti. Un attentato effettuato con un furgone dove la folla è stata falciata durante lo shopping nei mercatini di Natale. Anche qui a Vicenza ci sono i mercatini e la gente in questo momento ha paura. Ci troviamo proprio davanti a uno degli accessi dei varchi a Corso Palladio, la strada principale di Vicenza. Come vedete i varchi sono abbastanza larghi per permettere a dei furgoni di passare e quindi sì, bisogna assolutamente approntare un piano di sicurezza. In questo momento, in queste ore, in prefettura è in corso un comitato per l'ordine e la sicurezza per fare il punto della situazione e permettere alle forze dell'ordine di trovare delle soluzioni. Come vedete ci sono dei furgoni che stanno passando anche in questo momento e quindi abbiamo sentito il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che abbiamo intercettato proprio pochi minuti fa e ci spiega qual è il quadro della situazione. Chiaramente dopo l'attentato a Magdeburgo dei giorni scorsi c'è stato un aumento dei controlli, il Ministero dell'Interno ha messo un focus in particolare su tutti i luoghi di assembramento nelle grandi città e quindi le prefetture di tutto il territorio italiano stanno organizzando comitati di ordine pubblico e sicurezza per approfondire quali sono i controlli, le misure che le forze dell'ordine insieme ai comuni e alle polizie locali possono mettere in campo per garantire la sicurezza. Il centro storico in questi giorni è pieno di gente, pieno di turisti ma anche di vicentini che stanno facendo gli ultimi acquisti. L'invito è a fare gli acquisti nei negozi del centro storico, nei negozi di vicinato dei quartieri e però bisogna garantire che questi acquisti, che queste attività vengano fatte in sicurezza. Per questa ragione le forze dell'ordine stanno aumentando i controlli, noi come comune, come polizia locale diamo chiaramente una mano e lo faremo anche nei prossimi giorni, anche in vista del grande mercato dell'Epifania che a Vicenza coinvolgerà da Campomarzo fino a Piazza dei Signori e quindi saranno giorni di grande attenzione, ma l'invito a tutti è di viverlo in serenità, venendo e visitando la città e venendo e visitando i luoghi più importanti perché Vicenza è una città sicura. Ecco, abbiamo sentito le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, è appena passato anche un autobus perché da questi varchi devono passare ogni giorno non soltanto i mezzi pubblici ma anche le forze dell'ordine, i vigili del fuoco in caso di incendio, le ambulanze in caso ci siano dei malori. Insomma bisogna contemperare queste esigenze quotidiane con quella della sicurezza e proprio di questo si sta parlando in questi minuti in prefettura nel comitato per l'ordine e la sicurezza. Quello che emergerà ve lo racconteremo nei telegiornali di questa sera. Grazie a Carlo Alberto Inghilleri, responsabile della nostra redazione di Vicenza. Purtroppo una
una notizia che non avremmo voluto dare, cioè la morte del ragazzo accoltellato in via Castelmenardo perché è stato colpito con un coccio di bottiglia, ma anche accoltellato da altri giovani. È stato fino ad oggi in terapia intensiva, abbiamo detto spesso che era in fin di vita, si disperava di salvarlo, si è fatto davvero di tutto, ma oggi purtroppo il suo cuore ha cessato di battere. Un fatto gravissimo, ancora più pesante a questo punto la posizione dei 3 giovani che sono stati arrestati, sono stati interrogati e tradotti nel carcere minorile di Treviso. Andiamo avanti con l'economia, analisi della CGIA di Mestre su buste paga e tredicesime dei dipendenti privati. Emergono profonde differenze tra le province del Veneto. Vicenza e Rovigo sono lontane poco più di 85 km, ma la distanza dal punto di vista retributivo dei dipendenti privati risulta essere molto più marcata, stando almeno all'analisi dell'ufficio studi della CGIA di Mestre. Gli occupati iberici percepiscono infatti una busta paga di 1.973 euro lordi al mese, i polesani invece di 1.633 euro, dunque una differenza di 340 euro lordi al mese, pari al 21%. Alle spalle della provincia di Vicenza si posiziona quella di Padova, dove i dipendenti privati guadagnano 1.960 euro, 1.951 invece nella busta paga dei colleghi trevigiani. Seguono Verona con 1.865 euro, Belluno con 1.829 euro, Venezia 1.728 e appunto Rovigo. Il dato medio veneto è di 1.884 euro. In Italia solo Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte presentano un importo superiore. La distanza a livello provinciale naturalmente riguarda anche le tredicesime che vengono pagate in questi giorni. Nonostante il rallentamento dell'economia veneta stia colpendo in particolar modo il settore della moda, della meccanica e della filiera dell'auto, il pagamento delle tredicesime non è a rischio. Detto ciò, per rendere le buste paga ancora più pesanti è necessario far lavorare di più le persone, contrastando il part-time involontario e diffondendo il più possibile la contrattazione sindacale di secondo livello, sia aziendale che territoriale, anziché imporre, come vorrebbe una parte politica, il salario minimo per legge. Avete sentito la morte del ragazzo che era stato colpito da un coccio di bottiglia al collo in via Castelmenardo a Treviso da altri giovani. 3 sono stati arrestati, purtroppo è deceduto pochi minuti fa. I ragazzi accusati di averlo colpito hanno detto: gli abbiamo dato solo dei calci, cioè, questi sono completamente fuori di testa, non sanno neanche quello che fanno, probabilmente sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. E l'altra gravissima vicenda da cui siamo partiti oggi è quella della badante la finta badante sospettata di essere responsabile di più di un omicidio. Avrebbe ammazzato con dei farmaci gli anziani alcuni degli anziani che le erano stati affidati dalle famiglie. Siamo andati a sentire su questa vicenda le reazioni dei cittadini. Potrebbe aggravarsi la posizione di Paola Pettinà, la finta badante accusata dell'omicidio dell'81enne di Sandrigo Imelda Stevan e del tentato omicidio di altri 4 anziani che seguiva. A suo carico potrebbero esserci anche altre 3 morti. La donna infatti, da quanto si è appurato dagli inquirenti, avrebbe ucciso e tentato di uccidere gli anziani che seguiva dando loro massicce dosi di farmaci. Noi siamo stati proprio a Sandrigo per sentire la gente cosa ne pensa di questa terribile vicenda, e il paese è davvero sconvolto. L'importante è che venga fuori la verità. Dopo, per tutto il resto, tutti quanti abbiamo anziani, nonni, mamme, e perciò che possano succedere eventualmente queste cose è scandaloso. Speriamo che si risolva tutto. Io personalmente spererei che non fosse vero, perché sarebbe molto grave. Io non riesco a capire perché non si sono accorti prima che non era una signora per bene. Ecco, resto stupito di tutta questa scena, e poi col seno del poi non sappiamo chi ringraziare. Certo è che è una cosa che preoccupa tanto. Ma una delle cose che ci preoccupano. Senta, lei conosceva la signora Imelda? Sì.
Sì. Una brava donna, una donna simpatica, sincera, leale, avevi quel sorriso, una donna di cara nostrana, ecco. Però è andata così, dai. Non si meritava questa fine? No. Direi proprio di no. Orribile. Guardi, io sono una OS e lavoro in casa di riposo a Sandrigo, guardi. È un lavoro molto pesante, sia fisicamente che psicologicamente. Questo, non c'è dubbio su questo. Ciò non toglie che arrivare a uccidere una persona, non so se l'ha fatto intenzionalmente o cosa, non lo so, però l'uccisione di una persona, no, non si può. E fa male al cuore sentire queste cose, proprio è una ferita al cuore molto profonda. Lo dico anche sia come operatrice, ma anche come figlia di una mamma anziana anch'io. E dico, se dovesse succedere mi dico, ma come? È una cosa un po' sconvolgente sinceramente, perché se sappiamo che abbiamo i genitori anziani a casa con certe persone, tra l'altro una signora la conoscevo bene. La signora Stevan? Sì, la conoscevo bene e mi è dispiaciuto tantissimo. È allucinante, è veramente allucinante, non ci sono parole. È una vicenda tremenda, ma se non fanno i corsi per le badanti arriva comunque gente squalificata. Se non sai un mestiere, non lo sai. Allora, in un mondo in cui la preparazione e le capacità non sono rispettate in quanto tali, non può che succedere questo. Perché non si rispettano i medici in quanto laureati, non si rispettano gli avvocati perché avvocati, non si rispettano gli architetti perché architetti, sappiamo tutti fare tutto, non è vero. Ecco, non è vero, non ci Poi a rimetterci sono le persone fragili. Certo, ma e poi oltretutto l'ignoranza è un buco mastodontico in cui si può infilare qualunque cosa. Il servizio di Vanessa Banzatto, e tutto questo avviene in un periodo di festa, di festività, anche di la corsa agli acquisti degli ultimi regali, quindi è ancora più traumatico poi ascoltare queste storie. In ogni caso il Natale va avanti, i commercianti sperano che vada tutto per il meglio, però rivolgono un appello alla polizia locale per quanto riguarda le multe. Qui siamo a Treviso. Mi aspetto dai vigili un po' di tolleranza, un po' di comprensione in questo periodo e che usino molto bene la loro divisa e il potere che hanno per dare una mano a tutto il resto che Treviso ne ha veramente bisogno. Non abbiamo bisogno di multe. È un appello diretto e chiaro, quello dei commercianti di Veneto Imprese Unite, destinatari gli agenti della Polizia Locale di Treviso, ai quali viene chiesta tolleranza in questo particolare periodo dell'anno, sia nei confronti degli stessi esercenti, sia dei loro clienti che in questi giorni, prima del Natale, prendono d'assalto il centro per gli ultimi acquisti. Non chiediamo che chiudano entrambi gli occhi, perché se la macchina viene messa in un divieto e crea disagio a qualcuno, deve essere assolutamente multata e anche rimossa se è il caso. Però se le macchine sono in un parcheggio e ci sono i 20 minuti carico e scarico e sono lì da mezz'ora, non stanno arrecando disturbo a nessuno. Nonostante negli anni sia cambiato l'approccio al periodo natalizio, questo rimane per il commercio un momento importante quando la voglia di acquistare, di fare e di farsi un regalo è forte. In questo momento dove le attività commerciali stanno facendo il bilancio di fine anno, avere un buon Natale può sicuramente cambiare l'indirizzo di dire tengo duro e lavoro ancora in centro oppure chiudo. Purtroppo le attività commerciali che vedremo chiudere ancora, le saracinesche, saranno parecchie con fine dell'anno. Abbiamo bisogno di comprensione per chi ci dà servizio a Treviso, quindi ripeto, i vigili che chiudano un occhio, che abbiano pazienza e sarà la loro buona azione del Natale. Grande impresa delle ragazze del volley della Imocco Conegliano che hanno trionfato in Cina e hanno conquistato il mondiale per la pallavolo femminile per la terza volta nella loro storia. 3 su
3 e l'Imoco Conegliano sale per la terza volta sul tetto del mondo, battendo in finale le cinesi del Tianjin. Dopo quelli del 2019 e del 2022, la Prosecco Doc è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. La gioia delle pantere esplode in campo in un anno da incorniciare ed un mondiale sempre in crescendo. Non c'era l'opzione perdere e credo che questo sia uno dei punti forti della nostra squadra. Sono contentissima, ognuna di noi ha dato il meglio di sé e adesso non vedo l'ora di festeggiare con le mie ragazze. Abbiamo fatto una grande competizione secondo me, abbiamo sempre iniziato un po' contratte tutti i set e eravamo un po' nervose prima di questa finale, ci sta, volevamo far bene e sapevamo di giocare contro una grande squadra. E niente che dire, abbiamo fatto un torneo perfetto. E sapevamo di dover affrontare comunque una squadra che aveva tante abilità, è un gioco completamente diverso dal nostro, però siamo riusciti a prendere una quadra e abbiamo ottenuto il risultato. Primo set un po' difficile all'inizio, secondo set perfetto, terzo set sull'altalena, ma alla fine la vittoria è stata netta e schiacciante in un mondiale che ha collezionato tutti 3-0. Abbiamo fatto un ottimo primo set, finale del primo set. Un secondo come c'era successo con Milano bellissimo, un terzo altalenante, però ripeto un altro 3-0 senza set persi, cosa chiedere di più alla mia squadra? Conegliano vola, esulta il presidente Garbelotto alla terza affermazione ridata. La Prosecco Doc è campione del mondo, Prosecco Doc campione del mondo per la terza volta, un risultato straordinario. Non so se mai una squadra ha fatto come la Prosecco Doc di vincere tutto il torneo senza perdere neanche un set. E poi devo dire un'accoglienza inimmaginabile, 8.000 persone, giocavamo con una squadra cinese, campionesse d'Asia e tanti tifavano noi, tifavano Imoco, tifavano Prosecco Doc, la nostra Zoo vera proprio star, credo che sia il momento più alto che abbiamo mai raggiunto. Straordinarie le ragazze dell'Imocco. Adesso andiamo a 2 minuti in pubblicità, state con noi però perché poi avremo ospite in studio Alberto Stefani, parlamentare e vice segretario della Lega. Tanti temi di cui parleremo, la soluzione di Matteo Salvini, l'autonomia e i rapporti all'interno del centrodestra e poi anche la violenza perché è morto il ragazzo accoltellato e ferito in via Castelmenardo a Treviso. A tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, bentornato all'onorevole Alberto Stefani, vice segretario della Lega. Grazie molte onorevole, grazie per essere a tutti i telespettatori. Di nuovo qui. Dicevo prima della pubblicità, purtroppo è morto il ragazzo che era stato accoltellato in via Castelmenardo a Treviso, colpito con un coccio di bottiglia al collo e poi anche accoltellato da altri ragazzi. Sono 3 ragazzi di seconda generazione, di famiglia di seconda generazione che sono responsabili di questa aggressione ed è una situazione, lei è stato sindaco per tanti anni, quindi ha visto anche molto da vicino questi giovani. Sì, è una situazione che interessa l'ambito sociale poi del nostro paese perché sono casi spesso che vanno a toccare anche magari difficoltà familiari, in alcuni casi almeno quelli che abbiamo poi verificato nel nostro comune. Il problema principale è che contro queste baby gang ancora oggi è difficile trovare delle soluzioni, è un fenomeno in espansione, continuano a crescere nei numeri ma anche nelle violenze, perché poi oggi parliamo addirittura di una morte di un ragazzo e situazioni come questa sono davvero non più sopportabili. C'è anche un tema di integrazione che dobbiamo avere il coraggio di ammettere, nel senso che nonostante siamo passati alla seconda generazione di immigrati, come ci ricordava lei, direttore, prima, alcuni di questi non hanno ancora capito in che paese vivono. Purtroppo non c'è, dal mio punto di vista,
manca anche spesso un'educazione familiare nei confronti di questi ragazzi. A me è capitato in certi casi da sindaco di intervenire in situazioni di deturpamento di luoghi pubblici. In alcuni casi i genitori hanno compreso, in altri casi i genitori hanno difeso queste situazioni, e questo non è tollerabile, perché quando si deturpa un bene pubblico, a maggior ragione quando addirittura si provoca violenza nei confronti di un'altra persona, si sta facendo del male alla società. E quando dei genitori giustificano situazioni di questo tipo, dal mio punto di vista non sono degni di fare i genitori. Il ruolo del genitore deve essere recuperato nella società di oggi, e io credo che questo stia un po' venendo meno in alcune famiglie, e in alcuni casi questo si somma a un'integrazione che non è avvenuta nei confronti di alcune famiglie immigrate. Tra l'altro sta facendo un grande lavoro anche il ministro Valditara con le lezioni di affettività, insomma, per partire dalle scuole, dai più piccoli, cercare di proprio fare un salto culturale anche, no? Sì, io credo che alcuni valori debbano essere recuperati, credo anche che questi ragazzi debbano essere in alcuni casi obbligati anche a dei lavori di recupero sociale, perché bisogna recuperare il concetto di comunità. Quando si fa del male a un bene pubblico, quando si deturpa un monumento, quando si commette qualcosa che non va bene ai danni degli altri, questo danno deve essere recuperato, che tu abbia 10 anni, che tu ne abbia 12, che tu ne abbia 15 e quindi essere imputabile in quest'ultimo caso. Questo certe volte è venuto meno. Credo che nei piccoli comuni su questo si possa fare un grande lavoro, perché la comunità è più stretta, spesso si conoscono queste realtà e si riesce a intervenire. Noi abbiamo lanciato nel nostro comune un progetto bellissimo che si chiama Liberi di Vivere, effettuato in collaborazione con la prefettura di Padova, in cui abbiamo garantito la presenza fisica di educatori di strada che andavano proprio nei parchi, nelle zone di aggregazione, a incontrare questi ragazzi e a parlarci insieme. Stiamo parlando di ragazzi che magari erano lì ovviamente non per fare per forza violenza contro qualcuno, ma che avevano bisogno di essere ascoltati, e siamo riusciti a anche in alcuni casi, in alcune zone in cui erano annidati problemi di aggregazioni, così possiamo dire non poco trasparenti, siamo riusciti a intervenire e a spostare queste situazioni, anche in certi casi a prevenirle. È ovvio che non basta questo, serve un percorso scolastico magari che aiuti questi ragazzi prima che si verifichino situazioni di questo tipo, anche a prevenirle, perché poi purtroppo in alcuni casi le persone quando magari entrano in contatto con queste baby gang non capiscono la gravità di cosa queste persone, di cosa questi ragazzi potrebbero fare loro, e quindi magari l'ingenuità certe volte va assolutamente tutelata. Serve un approccio, diciamo, complessivo. Nei piccoli comuni è più semplice, nei grandi comuni purtroppo è più difficile, però l'identità locale, l'identità comunale, i municipi, i sindaci, gli amministratori, soprattutto nei territori di provincia, possono ancora fare molto con la conoscenza diretta, ed è per questo che io credo molto nella politica di prossimità, che è un valore che va tutelato e va assolutamente protetto. Senta Stefani, la soluzione di Matteo Salvini, no? È stato il fatto della settimana, c'era grande attesa per quanto sarebbe accaduto nel Tribunale di Palermo. Salvini ha subito detto giustizia è fatta, l'ha detto Zaia in realtà, ha detto è uno dei più bei giorni della mia vita, adesso ricomincio a lavorare, insomma grande soddisfazione, no, per questa decisione. Assolutamente sì, non poteva dal mio punto di vista che finire in questo modo. Ovviamente quando abbiamo visto la richiesta di rinvio a giudizio ci eravamo tutti preoccupati, perché per noi era chiaro che il fatto non sussisteva, cioè quando una nave poteva assolutamente procedere verso altri porti, quando presso quella nave sono state prestate tutte le prestazioni di soccorso possibili per chi
appunto dichiarava, perché bastava una dichiarazione su un foglio, e questo è agli atti del processo, di avere una malattia o di essere in una situazione di difficoltà. C'erano i medici a bordo che controllavano la situazione medica, appunto, di salute di queste persone, non poteva che essere escluso il sequestro di persona, anche perché se quello fosse stato definito sequestro di persona staremmo oggi a parlare di un diritto penale completamente riscritto. Fortunatamente la soluzione c'è stata, il fatto non sussiste, e quindi per chi insomma conosce questa formula processuale si parla di assoluzione piena, quindi senza alcun tipo, non è il fatto non costituisce reato e quindi c'è un altro fatto che poteva astrattamente essere inteso come un fatto delittuoso. Qui c'è una soluzione piena, quindi Matteo Salvini non ha commesso nessun reato, ma la cosa più importante dal mio punto di vista è che con questa condanna, con questa assoluzione, Matteo Salvini ha sancito un principio. Le navi delle ONG si possono fermare, i confini si possono proteggere, il nostro paese può avere un ministro dell'interno che decide di non far sbarcare una nave senza la preventiva autorizzazione, e questo è un dato importantissimo, perché abbiamo avuto un ministro dell'interno che ha rischiato la propria libertà personale, che ha rischiato di ricevere una condanna, una reclusione a 6 anni di carcere per garantire un principio sacrosanto che in Italia fino a prima non era stato ovviamente sancito, altrimenti non staremo a parlare di un'indagine che c'è stata, un processo che poi è stato fatto a carico di un ministro dell'interno. Credo anche che sia stato davvero assurdo, per non dire altro, che gli altri membri del governo che avevano autorizzato, che avevano escluso appunto l'autorizzazione a quella nave di poter accedere presso il nostro paese non siano stati nemmeno indagati, quando sappiamo benissimo che fino a qualche anno fa il presidente Conte, che poi ha deciso di fare l'alleanza con il centro-sinistra, sventolava felicemente i decreti sicurezza e aveva anche in quel caso, ma soprattutto nei casi precedenti, perché ci sono stati decine di casi di questo tipo, garantito l'approdo, appunto escluso l'approdo della nave presso il nostro porto. Oltre a questo io credo e mi domando quanti soldi pubblici dobbiamo ancora spendere per processi di questo tipo, che sono processi assolutamente politici e processi farsa che non fanno il bene degli italiani. Abbiamo avuto appunto una richiesta di invio a giudizio a 6 anni e poi ci siamo trovati una soluzione piena di un ministro degli interni. Pensiamo solo ai costi della sicurezza per garantire a Matteo Salvini di poter essere presente alle udienze del processo in questi anni di processo, in questi anni in cui è stato appunto presso il Tribunale di Palermo con questa possibile condanna a suo carico, e credo anche al fatto che probabilmente la gente, per recuperare fiducia nella magistratura, abbia bisogno anche di esempi, che ce ne sono tantissimi, perché io sono assolutamente convinto che il 95% dei magistrati siano persone per bene, che fanno il proprio dovere, che rischino la propria vita e che soprattutto in alcuni casi abbiano garantito al nostro Paese di fare dei grandi passi in avanti sotto il profilo della legalità e della trasparenza. Credo però che ci sia un 5% che stia facendo perdere la fiducia da parte degli italiani nei confronti della magistratura. Se uno oggi va a vedere i sondaggi sulla fiducia degli italiani nei confronti della magistratura, trova un tasso più basso della fiducia degli italiani nei confronti della politica, che di solito è sempre stato insomma non un dato esaltante. Su questo noi dovremmo lavorare molto, ma che meno di un italiano su 3 creda alla magistratura italiana, credo che sia un dato che debba far riflettere anche i magistrati, ma soprattutto quelli per bene, perché trovo assurdo che un magistrato che rischia la propria vita debba essere messo sullo stesso piano di un pubblico ministero che chiede 6 anni di carcere a Matteo Salvini per aver fatto quello che un ministro dell'interno poteva assolutamente fare. E tutti sapevano che questo era assolutamente un principio da sancire, forse non lo sapeva questo pubblico ministero, oppure credo che lo sapesse molto bene e abbia intentato un processo semplicemente per fini politici. E poi a questo punto c'è il ministro della giustizia Nordio, determinato ad andare avanti con la riforma della giustizia, la separazione delle carriere, ma poi soprattutto abbiamo visto cosa è successo a Magdeburgo. A Magdeburgo un saudita
uno psichiatra peraltro, non un migrante, così come siamo soliti definire le persone che arrivano, che sbarcano. No, questa era una persona che era da tempo in Germania, evidentemente con dei problemi, ma sta di fatto che è uno straniero che è arrivato in un paese e che oggi è responsabile di una strage di 5 morti, tra questi un bambino di 9 anni e 200 feriti. No? Per cui voglio dire, quando si dice difendere i confini non significa dire così qualcosa di strampalato, no? o di razzista. Sì, assolutamente, credo che questa puntualizzazione del direttore sia assolutamente sacrosanta. Tutti i paesi europei difendono i propri confini. Noi andiamo in Spagna, dove c'è una sinistra molto più a sinistra di quella italiana, e troviamo un muro che è stato alzato ulteriormente, in cui ci sono appunto delle guardie che controllano con mano militare l'accesso presso alcune zone del territorio spagnolo. In Francia, a Ventimiglia e Bardonecchia, ci ricordiamo benissimo i casi di migranti respinti come pacchi postali, e stiamo parlando di paesi in cui non c'è un governo di centrodestra. Io non dico di arrivare a questo, ma che un governo di centrodestra possa regolamentare l'accesso presso il nostro paese, possa fermare una nave di ONG per capire prima chi ha diritto a sbarcare e chi invece questo diritto non ce l'ha, anche per garantire maggiore tutela e maggiore protezione a chi davvero scappa dalla guerra e chi davvero scappa dalla persecuzione, e non tenere tutti sullo stesso piano. Quando sappiamo benissimo che i veri rifugiati sono 1/10 rispetto ai richiedenti protezione internazionale, credo che questo sia assolutamente necessario in qualsiasi paese europeo, in qualsiasi paese moderno, in qualsiasi paese efficiente. Negli altri stati europei la sinistra non mette neanche in discussione questo, lo fa, lo pratica, mano militare. Noi abbiamo avuto un ministro dell'interno che si è preso un processo per 5 anni per aver fermato una nave prima di poter far sbarcare i richiedenti asilo, quando invece donne e bambini e chi aveva particolari difficoltà di salute erano stati fatti sbarcare semplicemente compilando una autodichiarazione. Questo è quello che è successo in Italia, e credo che questo gli italiani lo debbano sapere, tant'è che, voglio dire, il giudice poi ha dato l'assoluzione piena a Matteo Salvini. Poi leggeremo le motivazioni della sentenza, e credo ci sia da divertirsi leggendole, perché scopriremo molto probabilmente che tutto quello che abbiamo detto per 5 anni e 5 anni di insulti a un ministro dell'interno, poi lo leggeremo nero su bianco quanto questi attacchi da parte del centro-sinistra si siano dimostrati assolutamente vuoti e inefficaci. Allora, onorevole Stefani, parliamo di autonomia differenziata. C'è stata la sentenza della Corte Costituzionale, poi quella della Cassazione, ma Matteo Salvini, il Presidente Zaia, il Ministro Calderoli in particolare hanno detto si va avanti, cioè è stata riconosciuta dalla Consulta in particolare la costituzionalità della legge, per cui a quel punto non ci sono, diciamo, ostacoli da temere, cioè di ostacoli ce ne saranno sempre tanti, ma si va avanti per arrivare a un'autonomia differenziata compiuta. Si va avanti anche perché appunto la Corte Costituzionale ha ammesso la costituzionalità della legge, quindi nella prima riga, se uno va a leggere la sentenza della Corte Costituzionale, dichiara non fondata la questione di incostituzionalità che era stata sollevata dalle 5 famose regioni che volevano osteggiare l'autonomia. Ci sono dei rilievi che sono stati un po' messi nero su bianco, che si possono assolutamente superare. Alcuni di questi già ce li aspettavamo e avevamo trovato anche delle soluzioni alternative proprio per garantire la centralità del Parlamento. Io però ci tengo a ribadire una cosa, in più di 20 anni dopo la riforma del titolo quinto, che è la riforma 3 del 2001, non c'è stato nessun governo, ma soprattutto non c'è stato nessun ministro delle autonomie come Roberto Calderoli che abbia preso a cuore il tema dell'autonomia. Oggi è normale che ci ritroviamo in una situazione in cui la Corte Costituzionale ci esprima dei rilievi, la Corte di Cassazione anche, perché è un terreno che non era stato battuto prima.
È un terreno che stiamo spianando per la prima volta perché siamo l'unica forza politica che crede che il principio di sussidiarietà verticale abbia un senso. Noi crediamo che più si avvicina la parte politica, quindi il decisore politico ai territori, migliore sarà la soluzione che quel politico potrà assumere per la propria comunità. Perché? Perché c'è un concetto di prossimità. Più mi avvicino al mio territorio, più sono vicino, più lo conosco e più saprò quali sono le politiche attive da adottare per migliorare quel determinato territorio. Possiamo prendere ad esempio qualsiasi delle funzioni. Vorrei ricordare che tra le materie non LEP, che sono quelle che sono adesso in fase di trattativa tra lo Stato e la Regione, ci sono 184 funzioni che passeranno dallo Stato alla Regione. E poi ci saranno tutte le materie attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, che sono la maggior parte, che avranno migliaia di funzioni che passano dallo Stato alla Regione. E la nostra scommessa è quella di dire che una Regione che conosce di più il proprio territorio rispetto a un ministero romano saprà dare risposte più velocemente, saprà dare risposte più efficaci e saprà anche gestire meglio quelle funzioni. E se risparmierà qualcosa di quelle funzioni, sarebbe giusto che quella regione potesse tenere il risparmio per sé e poterlo magari impiegare per garantire più servizi ai cittadini, investirli nella sanità, investirli nel sociale, investirli negli asili nido gratuiti. Queste potrebbero essere delle soluzioni che possiamo adottare qualora appunto intervenisse questo grande cambiamento, quindi il trasferimento delle funzioni. Dobbiamo dare pubblicità, poi torniamo con l'onorevole Stefani che si è battuto come un leone in questi ultimi anni in aula, tanti suoi interventi anche come presidente della bicamerale per l'attuazione del federalismo. Torniamo subito, a tra poco. In regia Renato Capoia e Andrea Basso, torniamo in diretta con l'onorevole Alberto Stefani, vice segretario federale della Lega. Onorevole, allora c'è a questo punto la Cassazione ha dato l'ok al referendum abrogativo. Che chance hanno i detrattori dell'autonomia di vedere celebrato il referendum, perché ancora manca il sì della consulta, ma soprattutto poi c'è il quorum. Sì, intanto aspettiamo di capire quale sarà la decisione della Corte Costituzionale sull'ammissibilità di questo referendum. Tra l'altro è stato dato l'ok a uno dei quesiti, non a tutti. Poi ci sarebbe un quorum da raggiungere, quindi qualora ci fosse il referendum ci prepareremo per fare una grande campagna di informazione, perché a quel punto chi crede nell'autonomia non deve andare a votare questo referendum farsa, perché ogni voto per il sì o per il no agevolerebbe il raggiungimento del quorum, quindi lì faremo una grande campagna informativa. Chi dice, ho sentito anche qualcuno di centrodestra purtroppo dire vado a votare il referendum, anche qualche esponente politico, è meglio non ascoltarlo, perché chi dice questa cosa sta facendo del male all'autonomia. Se mai ci fosse questo referendum, i veneti, chi crede nell'autonomia, non deve andare a votare, non deve permettere il raggiungimento del quorum. Io tra l'altro credo che questo quorum nel caso non verrebbe raggiunto, e lo dico perché anche tantissimi cittadini del centro-sud sanno benissimo che non è una riforma che fa del male a loro, in realtà garantirà a ciascun cittadino di poter capire che più si avvicina la politica ai territori, migliore sarà l'efficienza di quell'organo politico. E tante volte tanti cittadini del centro-sud hanno subito una classe dirigente autoreferenziale che ha fatto il male di quel territorio. Non sappiamo dove sono andati a finire i soldi in certi casi. Invece l'autonomia ti dice, ti dà un controllo di gestione come in un'azienda, in cui tu sai quanti fondi ti vengono destinati per una specifica funzione. E tu poi potrai valutare se quel presidente di regione, se quell'assessore regionale, se quel consigliere regionale ha agito bene oppure se è il caso di cambiarlo. Questa è l'autonomia, è una scelta di responsabilità, e davanti alle responsabilità ci sono due tipi di politici, quelli che vogliono assumersela
e quelli che ci scappano. Io preferisco assumermi le responsabilità, qualcun altro preferisce scappare dalle responsabilità, ma io credo che il coraggio, l'efficienza e la produttività siano le uniche 3 grandi stelle polari che ci permetteranno di migliorare questo paese, di migliorare i nostri territori. Ecco, cos'è che spaventa di più? Cioè la paura di doversi confrontare con regioni che risulteranno più efficienti inevitabilmente. Ma io credo ci sia stata tanta strumentalizzazione politica, anche perché si chiama autonomia differenziata per un motivo, regionalismo differenziato per un motivo, che c'è chi la chiede e chi non la chiede. Ci sono regioni che non l'hanno chiesta. Io credo che in quei territori ci saranno i cittadini invece che preferirebbero e vorranno in futuro che l'autonomia venga chiesta, perché capiranno i benefici che questa autonomia porterà nei territori e soprattutto capiranno di avere con l'autonomia lo strumento per poter mandare a casa un politico che lavora male, e quando si avrà una gestione, un monitoraggio della gestione dei soldi pubblici, credo che anche i cittadini siano più contenti perché sapranno dove vanno a finire i soldi delle loro tasse. Questa è la scelta dell'autonomia, dell'efficienza. Poi dobbiamo ricordare che poi c'è tutta la parte del federalismo fiscale, che è un'altra cosa ancora, che dovremo approvare entro il primo trimestre del 2026, in cui cercheremo di lavorare sempre più nella direzione di soldi che restano nei territori e riducendo i trasferimenti diretti da parte dello Stato, perché finché ci sarà lo Stato che trasferisce direttamente le risorse, sappiamo benissimo in quali parti del nostro paese vanno di più, perché ci sono dissesti, perché i comuni non funzionano, per 1000 motivi, e invece i soldi devono restare nel proprio territorio, ci sarà anche un'assunzione di responsabilità diversa. Finché non abbiamo il coraggio di intervenire in questo, continueremo a dare soldi dove si spreca e a non agevolare chi invece sa far politica in maniera efficiente. Grazie ad Alberto Stefani, vice segretario della Lega, segretario della Lega in Regione Veneto. Grazie a presto, perché avremo ancora modo di parlare a lungo di autonomia e di tante altre questioni. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Grazie ad Andrea Basso e Renato Cappoia in regia. Buona giornata, arrivederci.